Pedemontana, l'ira di Zaia per l'indagine ambientale voluta dal ministro Costa. Ci hanno trattati come delinquenti. Con un sistema del genere questo paese è destinato a crollare. Poi la sfida, se è così bravo, faccia un decreto FAS 0 per tutte le acque italiane. Polemiche sull'indagine ambientale. Il commento del direttore Luigi Baccialli, quella del ministro dell'ambiente, è un'offesa a tutti i veneti. Inseguimento della lotta stradale della battaglia, una fuga che si è conclusa con l'arresto di 3 spacciatori finiti fuori strada con la vettura. Era stato condannato per abusi sessuali su minori in Portogallo, quarantenne rintracciato dalla polizia rinchiuso in carcere a Treviso. Assalto fallito nella notte al Media World di San Biagio di Callalta, furgone Ariete scagliato contro la serranda, ma non basta ai banditi. Fridays for Future, anche a Treviso il corteo dei giovani e degli studenti per sensibilizzare sui cambiamenti climatici, traffico bloccato sul PUT. La conferma di un maggio decisamente anomalo, il caldo torna a farsi sentire, ma il weekend e i prossimi giorni saranno ancora all'insegna dell'estrema instabilità. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati. L'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, in primo piano dunque il tema della Pedemontana veneta, dopo che il ministro dell'ambiente Costa ha rivendicato di aver fatto partire a sponte di sua decisione l'indagine ambientale sulla Pedemontana che blocca ancora il cantiere della Pedemontana. Oggi le durissime parole, l'atto d'accusa del governatore Luca Zaia, che da Treviso replica, risponde e attacca. Questo paese è destinato all'oblio e alla paralisi. È questa l'amara considerazione del governatore del Veneto dopo la decisione del ministro dell'ambiente Sergio Costa sulla presenza di rifiuti nel cantiere della Pedemontana. Una storia che oggi Zaia ha raccontato così ai cittadini, partendo dallo scavo di 5 metri previsto per i tratti in trincea. Facendo questo scavo abbiamo incrociato una decina di discariche abusive. Cos'è che accade? Che tu quando incroci i rifiuti, sono rifiuti solidi urbani, fai lo scavo, fai tutta la bonifica perché vai sul buono, dopodiché essendo uno scavo fai la parete in calcestruzza, no? Perché se voi guardate le autostrade in trincea hanno tutta la parete, quando andate nei sottopasso c'è la parete in cemento armato. Sono riusciti a far passare l'idea che qualcuno ha trovato i rifiuti, nottetempo li ha cementati, no? Come i mafiosi che cementano i loro nemici dentro le colonne, vi ricordate i film? Il ministro dell'ambiente, che sa che la Regione lavora in totale trasparenza, sa che abbiamo nominato come commissario della Pedemontana il vice avvocato generale dello Stato. Il ministro la fa, dichiara il ministro Costa che il meetup, voi sapete dove è il meetup, cioè i somministanti di Grillini, non so che papi ha, gli manda un video e lui cos'è che fa? Manda la procura e manda i carabinieri, cioè blocchiamo la Pedemontana. Quando bastava alzare il telefono e gli davamo le analisi, gli davamo tutto, perché comunque è tutto sotto la luce del sole, ma di fatto va sotto la luce del sole. E proprio per questo il governatore lancia una vera e propria sfida al ministro su un altro fronte caldo in tema non solo ambientale. Gli chiedo che domani mattina, è una sfida ufficiale, anzi oggi va in, come ha fatto Luca Zaia, va nel suo ministero, perde 5 minuti, guardami bene, 5 minuti, va in ufficio, prende, firma un bel decreto e mette il limite dei FAS a 0 in tutte le acque italiane. Allora, siccome il Veneto l'ha fatto a rischio e pericolo suo e si è beccato 43 ricorsi, mi chiedo come mai il Ministro non lo fa, così ci dà una mano a sostenere anche i nostri ricorsi. Grazie. Una polemica infuocata, quella sull'indagine ambientale sulla Pedemontana, che alla Regione sembra un vero e proprio accanimento nei confronti del Veneto. È la colpa che abbiamo noi, no? Voler sbloccare l'opera, l'abbiamo sbloccata. Ecco la colpa dei veneti nei confronti dell'immobilismo ministeriale. E l'ennesimo esempio è quello della Pedemontana, con Roma che utilizza ogni pretesto per fermare un'infrastruttura che farà volare la nostra regione. 1900 addetti, 2 miliardi e 258 milioni di opere, stiamo parlando di un'infrastruttura che ci permetterà di fare Treviso-Bassano in 20 minuti, studiatevi le orecchie, 20 minuti, Treviso-Montebelluna in 10 minuti, Treviso-Vicenza in 40-45 minuti, servendo 2 distretti industriali paurosi, che sono quelli dello Sport System, del mobile, insomma tutto montebellunese, vicentino e bassanese. Un'infrastruttura che è voluta, che vuole la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità dei cittadini. Non c'è un comune che ha votato contro e il ministro ci manda
la procura e i carabinieri come se fossimo dei delinquenti. Perché non può essere che un pretesto, un video confrontato con tutti i documenti peraltro pubblici che il Dicastero per l'Ambiente poteva chiedere sui rifiuti emersi durante gli scavi. L'ennesimo pretesto per continuare a tenere la nostra regione con una palla al piede, quella di una burocrazia che si aggrappa su tutto pur di mantenere l'ordine costituito. Ma il Veneto non ci sta, perché come sottolinea il governatore, questa è una battaglia fondamentale, una vera e propria linea del Piave tra un futuro in linea con Alpe Adria e le altre grandi regioni europee, oppure di infrastrutture bloccate e abbandonate, di aziende che chiudono e delocalizzano, di cittadini che puntano al sostegno pubblico piuttosto che al successo personale e di squadra del fare. Ecco la diversità tra i veneti e chi vuole fermare la pedemontana, fare e non bloccare, per dare un futuro alle nostre comunità. E su questa vicenda, su questa infuocata polemica, sentiamo il commento del direttore Luigi Pacialli. Quello che indigna veramente un po' tutti in questa vicenda del ministro Costa che interviene a gamba tesa non è il merito, perché un ministro può indagare, può decidere di procedere in qualsiasi direzione, ma è il metodo, è la mancanza totale di rispetto e di educazione non solo per il governatore Zaia e per le istituzioni, ma per tutta la nostra comunità, perché qui si viene trattati come un'organizzazione criminale. Qui in questo territorio si è infiltrata l''ndrangheta, si è infiltrato di tutto, la camorra, la mafia, e i ministri competenti non hanno alzato un dito per prevenire quello che sarebbe accaduto. Qui un governo intero si occupa dell'autonomia una tantum e parla di tutt'altro, della cannabis e di altre cose irrilevanti. Poi guarda un po', c'è un problema di inquinamento e si tenta di bloccare un'infrastruttura che riguarda tutta la regione e tutta una popolazione. È qualcosa di indecente, di riprovevole, ed è proprio la maniera di affrontare una questione del genere che indigna. Bastava una telefonata, bastava un incontro con i funzionari della regione per chiarire le cose e per evitare che ci fosse dal punto di vista anche mediatico uno schiaffo non soltanto al Presidente della Regione ma a tutto il popolo veneto. Lasciamo adesso il capitolo polemiche sulla pedemontana, apriamo la pagina della cronaca con un inseguimento a tutta velocità nella notte a Sernaglia della Battaglia. Alla vista dei carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno ingranato la marcia e sono fuggiti a tutto gas lungo via Castello a Sernaglia della Battaglia. Poco dopo, a causa dell'asfalto bagnato e dell'elevata velocità, l'auto, un Audi A3, è uscita di strada schiantandosi come si vede nelle immagini girate da Nicola Casagrande. Dentro la macchina i militari hanno scoperto quasi 1 chilo di hashish suddiviso in 2 panetti. È così che i carabinieri di Pieve di Soligo hanno arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio un portoghese di 37 anni residente a Conegliano e 2 marocchini, un uomo e una donna di 39 e 33 anni. I 3 sono stati portati in carcere, i 2 uomini a Treviso, la donna a Venezia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Era stato condannato per abusi sessuali su minori a 2 anni di reclusione, è stato rintracciato e rinchiuso in carcere a Treviso. I fatti risalgono al 2004, quando un cittadino della Guinea, oggi 40enne, abusò di minori in Portogallo. Nel 2006 l'uomo fuggì a Trento, dove ottenne un permesso di soggiorno per studio. Successivamente si è trasferito a Treviso, dove ha trovato impiego in un allevamento di polli e proprio qui, nonostante fossero passati 15 anni, è stato rintracciato dagli agenti della squadra mobile di Treviso. A San Biagio di Collalta adesso con un assalto fallito al Media World vicino alla zona dei centri commerciali, e i banditi hanno usato un furgone come ariete. Ore 22:30, zona commerciale di Olmi a San Biagio di Collalta. Nel piazzale di fronte al Media World dei malviventi a bordo di un furgone ariete si sono scagliati contro la porta d'uscita del negozio di elettronica. I banditi pensavano di realizzare un gran bottino, il colpo invece è fallito pochi minuti dopo. Tutto era definito nei minimi dettagli. La banda di malviventi non aveva calcolato però la robustezza della serranda fra una porta e l'altra. I ladri, una volta scagliato il furgone a tutta velocità contro la porta vetri dell'uscita, mandandola in frantumi, si sono inesorabilmente fermati contro la saracinesca posta a protezione del negozio. Hanno sfondato la vetrata qua davanti, vabbè, quella lì è il cristallo, però la serranda, non sono andati oltre la serranda, ecco.
Sul posto sono giunti i carabinieri che ora indagano sull'episodio. I danni sono stati fortunatamente limitati. Oggi gli operai da subito hanno iniziato il lavoro per le riparazioni della serranda. Al setaccio saranno passate le telecamere sia del Media World che della zona industriale. Troppo facile la neutralizzazione dei dispositivi di sicurezza per accedere alle zone pericolose della fabbrica senza altre misure di protezione. Attrezzature di lavoro non aggiornate agli standard minimi di sicurezza, in particolare sui sistemi di interblocco. Sono queste le gravi e fatali violazioni che secondo la Procura di Treviso il 27 agosto del 2018 hanno determinato l'ennesima morte bianca, quella di Spetim Gasci alla 3B di Salgareda. Il pubblico ministero ha chiesto dunque il rinvio a giudizio per un cinquantenne di Sandona di Piave in qualità di delegato in materia di salute e sicurezza dal datore di lavoro. Questo cinquantenne è già iscritto fin da subito nel registro degli indagati. Il GIP ha fissato l'udienza preliminare per il 3 ottobre del 2019. Adesso torniamo a parlare del focolaio di tubercolosi alla scuola di Motta di Livenza, con la preoccupazione dopo i nuovi casi di positività al test. 3 adulti e 6 bambini positivi ai nuovi test sulla tubercolosi eseguiti dall'ULSS 2 a completamento degli accertamenti sul focolaio alla scuola di Motta di Livenza originato dall'infezione che aveva colpito una maestra. Ci aspettavamo una positività nell'ordine dell'1%, abbiamo avuto qualche valore superiore, io mi aspettavo complessivamente 4-5 positività, ne abbiamo avute 9. Non è un valore elevatissimo, comunque è significativo. Sottoposti al test 404 bambini e 72 operatori scolastici. I nuovi 9 casi positivi non indicano necessariamente la presenza della malattia, ma un contatto significativo con il bacillo che necessita di ulteriori approfondimenti. Siamo chiamati però ad approfondire attentamente questi 9 casi, in particolare i bambini hanno eseguito tra ieri e oggi gli approfondimenti radiologici. Probabilmente alcuni di loro andranno ad eseguire un attacco di ulteriore approfondimento, tutti hanno fatto una valutazione pediatrica specialistica, alcuni di loro eseguiranno, se non tutti, il gastroaspirato per vedere se nei succhi gastrici è per caso presente il bacillo di Koch e poi si deciderà il percorso terapeutico più opportuno. In totale i casi di TBC conclamata a Motta sono 10, quelli di positività al test Mantù salgono a 54. Con questi nuovi test, conferma l'ULSS 2, il grosso del lavoro può considerarsi concluso. È possibile che esca qualche singolo caso di positività alla Mantù anche nelle prossime settimane, ma grandi numeri di positività come quelli che abbiamo registrato un paio di mesi fa non li vedremo più. Adesso Fridays for Future, anche a Treviso il corteo degli studenti. Dovremmo vedere il servizio sulla marcia per l'ambiente. Abbiamo deciso di deviare sul punto perché noi vogliamo alzare la voce, noi vogliamo che ci ascoltino e se noi siamo stati alle loro regole facendo una prima manifestazione, però se loro non ci ascoltano, se loro comunque continuano a farsi affari loro, non si potrà mai avere un cambiamento vero, non si riusciranno mai a mettere in pratica tutte quelle azioni che possono andare a limitare l'inquinamento globale. Studenti scatenati oggi a Treviso, per diversi minuti verso le 9 hanno invaso il PUT, bloccando il traffico e creando non pochi disagi ai cittadini. Ma ci sono state incursioni anche nelle scuole lungo il percorso della manifestazione che i ragazzi hanno cambiato volutamente all'ultimo momento senza avvertire le forze dell'ordine che li stavano seguendo. Una vera e propria sfida alla città e alle istituzioni. Noi abbiamo voluto creare questo disagio apposta perché questo non è un problema che può andare in sordina, non è che la gente se non vuole venire a manifestazione non gli riguarda il riscaldamento globale, essendo comunque un problema che riguarda tutti quanti, che non ha parti, tutti devono fermarsi, devono essere attenti a questa cosa. Toni che continueranno ad alzarsi già da venerdì prossimo. Fino alla fine della scuola scenderemo in piazza i venerdì e continueremo a portare comunque il nostro messaggio nelle piazze. Intanto a proposito di ambiente continua l'instabilità climatica di questo maggio anomalo, ce lo conferma il generale Giancarlo Iannicelli.
A un malanno grave segue una guarigione ma piuttosto lenta, e noi abbiamo avuto un malanno piuttosto grave con un lungo periodo di precipitazioni molto abbondanti, molto forti e temperature nettamente al di sotto della media. Il miglioramento è iniziato, ma ripeto, è graduale, quindi ancora dobbiamo subire qualche episodio di instabilità, e questo è quello che succederà nei prossimi giorni, complice anche l'anticiclone delle Azzorre che è piuttosto arretrato, ancora non si sistema con più forza su di noi. Quindi prevediamo per domani, sabato, su Treviso, ma su tutto il Trevigiano, una nuvolosità ancora irregolare, a tratti anche intensa, che copre il cielo. Poi complice il caldo, no? Energia, c'è possibilità nella seconda parte di qualche fenomeno temporalesco, anche di qualche piovasco, ecco, non piogge diffuse ma piovaschi, però ripeto è solo qualcosa di temporaneo, molto isolato. Per domenica la stessa cosa, quindi nuvolosità irregolare, a parte intensa, a parte lascia spazi di sereno, e poi nel pomeriggio possibilità ancora di qualche episodio di instabilità, nulla più. E dicevamo che la guarigione è lenta, infatti lunedì purtroppo, e solo lunedì, c'è un peggioramento più sensibile, passa la coda di un sistema perturbato, quindi andiamo avanti e diciamo che lunedì ha di nuovo una situazione abbastanza di precipitazioni diffuse. Le temperature, le minime sì, sono in linea 13, 14, anche 15 gradi, le massime però calano un pochino, il cielo coperto impedisce al sole di riscaldare il suolo secondo questo periodo, quindi abbiamo le massime intorno a 22-23 gradi. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Torniamo in città dove continua il dibattito sul futuro di Prato Fiera e le polemiche tra il Comune e Fondazione Benetton, con il sindaco che oggi, Mario Conte, bacchetta il direttore Marco Tamaro per l'annuncio della rottura della collaborazione tra Palazzo Bombenne e Cassugana. Sentiamo le sue parole. Ho letto delle dichiarazioni del direttore Tamaro che non mi sono assolutamente piaciute, infondate e che non riguardano né questa amministrazione né tantomeno il futuro di Prato della Fiera. Detto, noi passeremo alla storia come l'amministrazione che comincerà a riconsegnare il Prato della Fiera alla comunità. Tutti vorremmo che lì ci fosse un bellissimo prato, oggi viene utilizzato come un parcheggio che di fatto è abusivo. Noi vogliamo regolamentare quell'area, tenere conto delle esigenze dei residenti, delle attività commerciali che ci sono e temporaneamente anche della cittadella sanitaria che è in fase di cantiere, ma in futuro anch'io sogno di vedere un prato restituito alla comunità. Tutto questo naturalmente mantenendo le Fiere di San Luca, oppure pensate di spostare anche quelle? No, assolutamente, le Fiere di San Luca nascono e si sono sviluppate lì, è giusto che continuino a rimanere lì e sono uno di quei paletti che vincolano anche la progettazione del nuovo Prato della Fiera. Intanto sempre a Treviso le minoranze chiedono di vietare gli spazi pubblici alle organizzazioni e ai partiti che si rifanno al nazifascismo. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di depositare una proposta di delibera di iniziativa popolare che attraverso la modifica dei regolamenti comunali ha l'obiettivo di vietare la concessione delle sale e degli spazi pubblici ai gruppi neofascisti. Abbiamo depositato la proposta con le 500 firme autenticate previste dal regolamento e adesso ci sono 3 mesi per il Consiglio Comunale per deliberare in materia. Senta, ma non è che in questo momento confligga con l'articolo 21 che dice che ognuno può esprimersi come meglio crede? No, non confligge, come ha stabilito la sentenza del TAR di Brescia, quando Casa Pound ha fatto ricorso contro un analogo regolamento stabilito dalla Giunta della città di Brescia a dicembre del 2017 e il TAR di Brescia ha respinto il ricorso proprio motivandolo dicendo che la libertà di opinione non può arrivare a giustificare l'ideologia fascista in quanto l'ideologia fascista è bandita dal dettato costituzionale. In realtà in questi 2 mesi in cui noi abbiamo raccolto le firme abbiamo visto che c'è una sensibilità da parte dei cittadini, che c'è a Treviso una sensibilità antifascista che ha fatto e che fa di questa proposta una proposta di importanza culturale e politica. Visto che il sindaco Conte qualche giorno fa ha lamentato a margine della polemica sulla concessione di una sala pubblica a Casa Pound che la precedente amministrazione non ha approvato un regolamento come quello che proponiamo noi, allora visto che ha lamentato che Manildo non l'ha approvato, speriamo che lo faccia approvare lui oggi alla sua maggioranza. Vengono 2 giorni alle elezioni del 26 maggio e sono anche, come sapete, elezioni europee, in corsa anche il Popolo della Famiglia.
Una serie di iniziative a favore della donna per risolvere il problema della denatalità tra i punti cardine del programma elettorale del Popolo e della Famiglia in corsa per le europee. Vogliamo estendere il reddito di maternità, proposta di legge di iniziativa popolare, all'Europa intera. Risparmiamo su altri sprechi e diamo i soldi alle mamme che diventano lavoratrici. Noi abbiamo un nuovo concetto, la mamma lavoratrice, non la mamma punto. La mamma è una donna che lavora, perché tirare su un figlio è comunque faticoso, sicuramente un lavoro pieno di amore, ma è un lavoro e noi vogliamo riconoscerlo. Oltre alla denatalità, problema cardine che affligge l'Italia e l'Europa intera, vorremmo dare questo sostegno alle donne per tirare su non solo la società europea, ma ogni singola donna che desidera fare un bambino. Un movimento politico che si chiama fuori da una campagna elettorale spesso dai toni urlati. Non amiamo questi toni così sferzanti e sprezzanti verso il prossimo. Noi vogliamo costruire e non distruggere, motivo per il quale non abbiamo mai attaccato nessuno né offeso nessuno. Lancio un appello, se mi vogliono ascoltare, imparate da noi, non offendete l'avversario, proponete qualcosa di buono e vi seguiranno. Sul tema caldo dell'immigrazione, questa la proposta del Popolo della Famiglia. Degli accordi fra stati, delle quote predisposte dove chi vuole emigrare ha la possibilità di farlo senza rischiare la vita e con un lavoro certo da trovare nel nuovo Stato. Di nuovo in diretta e allora questa sera alle 21:15, come ogni venerdì, 40, la trasmissione che ripercorre i 40 anni della nostra storia con il nostro straordinario archivio di immagini. Una anticipazione. Un'immagine che vale una puntata. È quella della stella, neosindaco Giancarlo Gentilini nel 1994. Da quel giorno nasce il mito amato e odiato del sindaco sceriffo di Treviso. E Gentilini, 90 anni il prossimo 3 agosto, sarà l'ospite della 22esima puntata di 40, il programma di Antenna 3 che, utilizzando gli archivi televisivi, ripropone volti e vicende della storia trevigiana e veneta. Ma Gentilini commenterà soprattutto la Treviso del prima sindaco sceriffo, quando l'avvocato Giancarlo era all'ufficio legale della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana. Immagini degli anni '80 e servizi della neoelezione di un altro avvocato ed ex parlamentare, Dino De Poli, alla guida dell'Istituto di Piazza San Leonardo. E ancora la Treviso della ricostruzione, con le INA Casa e il nascente quartiere popolare di San Liberale, per arrivare alla viabilità cittadina prima delle ZTL, dei sensi unici e soprattutto prima del PUT. Ma Gentilini non sarà l'unico ospite di questa puntata. Subito dopo una penna che sta scrivendo da 40 anni di Treviso e dei trevigiani, dei loro vizi e delle loro virtù. Con Andrea Passerini, firma della Tribuna di Treviso, commenteremo le incursioni e gli interventi di 20 anni di Gentilini sindaco, ma anche della politica degli anni '80, con la DC imperante, per, come sempre, guardando al passato, capire il presente e cercare di impostare il futuro delle nostre comunità, magari con l'esperienza di chi da 40 anni consuma le suole delle scarpe, per raccontare ogni giorno un capitolo di questa nostra lunga ed avvincente storia trevigiana. Prima di 40, come sempre, alle 20:10, cioè 20:10, allora fra pochissimo, con Alessio Lachina del Partito Comunista e Fausto Pozzobon della Sinistra. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Nella giornata di sabato 25 maggio il tempo risulterà lievemente instabile in alcuni settori delle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito con l'aiuto della grafica. Sul Veneto il cielo sarà a tratti coperto con qualche rovescio sul Bellunese e sui settori più occidentali. Altrove invece si manterrà in genere più asciutto. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime gradevoli tra 19 e 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà in genere buono con ampio soleggiamento, salvo per qualche annuvolamento entro la serata sui monti dell'Udinese, anche con dei piovaschi. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra 19 e 22 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà invece
spiccatamente instabile, con temporali un po' dappertutto e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 19 e 21 gradi. Dalle meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.